Ciao a tutti, io sono Michele, in arte DJ Spillo, sono un DJ producer e vengo da Vittorio Veneto. Il mio percorso nella musica inizia quando avevo 14 anni, ho iniziato a suonare la batteria, l'ho fatto per molti anni, poi per scelte, per necessità, mi sono avvicinato anche in tarda età al DJ set e grazie a questa mia forte passione sono riuscito a viaggiare all'estero e girare quasi tutta l'Italia nei club più grandi che ci sono in Italia, e ho fatto anche per 5 anni l'Isola di Pag come unico italiano al Fresh Element Festival, è un palco internazionale con artisti del calibro di Wiz Khalifa, Sean Paul, eccetera eccetera. Ho avuto anche la possibilità di aprire dei live degli artisti tipo Marrakesh, per citarne alcuni, Frankie Energy, Fatman Scoop e altro. Questo mi ha portato a sviluppare un po' più di apertura visiva per quello che riguarda la seconda parte della mia passione, che è la produzione musicale. Ho fatto negli ultimi anni alcuni lavori con principalmente dei rapper, e quindi tendenzialmente il genere che produco è trap hip hop per il background di esperienza che ho acquisito. Però da quest'anno uscirò con un mio progetto che è l'essenza del mio DNA musicale, quindi spazierà molto tra feature bass, l'hip hop melodico, fino ad arrivare anche a dei pezzi house, quindi sarà un EP un po' trasversale, non per fare streaming o non per voler crescere a livello di numeri, ma proprio per un'esigenza musicale mia e per dare un segnale di apertura di vari generi. Il percorso personale molto spesso non viene visto o non viene sentito, perché oggi tendenzialmente le persone ti targetizzano, ti sentono suonare una volta, ti targetizzano su quel filone lì. In realtà secondo me la cosa più importante, soprattutto per un artista, è quella di poter avere un'apertura mentale a 360 gradi, quindi grazie alle band io ho suonato rock per una vita, amo in particolar modo la house, soprattutto quella estera, mi piace molto l'influenza elettronica, e ovviamente amo l'hip hop e l'ho sempre suonato da una vita. Tutto questo permette poi di avere un suono proprio, una ricerca propria, quindi una sorta di sintesi di quelle che sono le tue esperienze musicali, passate e presenti, in maniera tale che quello che poni ha un insieme di piccoli fattori che rendono caratteristica la traccia. Questo sarà quello che poi uscirà nei prossimi mesi come miei lavori personali di produzione, che non saranno cantati ma sono totalmente strumentali. L'esperienza dei club è stata un'esperienza cruciale nel mio percorso musicale, perché aver suonato a Pag negli anni e aver potuto mettere i piedi sopra un palco come quello del Papaya, che è l'8º club al mondo, ti fa capire come veramente ci si sente giocare in Serie A, anche magari per una volta, però si capisce qual è il livello che c'è all'estero, soprattutto, che è totalmente diverso da quello che c'è qui in Italia, e l'approccio che si ha è totalmente diverso. Grazie a queste esperienze, anche in Italia ovviamente, ho fatto locali come Fabric, grazie anche a Suonica che mi ha reso parte di un progetto, ha fatto sì che la mia esperienza musicale crescesse in maniera esponenziale, anche se ovviamente non si finisce mai di imparare. Per i progetti futuri mi piacerebbe chiamare 2 persone, perché alla fine siamo una squadra, e il primo è Mattia, detto MTF, e il secondo è Coma, Marco, detto Coma. Con loro è nato un progetto, con loro e anche altre persone che poi citeremo, è nato un progetto un po' per scherzo che è stato chiamato Humble, una festa fra amici, e da lì diciamo che la cosa si è un po' sviluppata in maniera positiva, e nel corso degli anni abbiamo continuato a fare questa festa finché ovviamente non c'è stato il periodo di stop. Da questo
tutta festa. Adesso ci sarà il progetto che appunto è quello che inizierà il 2022 con l'organizzazione di eventi e la gestione proprio in toto di questi eventi, quindi la parte comunque di comunicazione fino alla parte di musicale proprio. Abbiamo portato avanti anche degli eventi su piazza con diciamo anche ottimi risultati. Abbiamo più o meno fatto 3.000 persone a Capodanno a Vittorio Veneto in piazza, quindi l'obiettivo è proprio quello di crescere a livello di squadra, di dare un segnale forte che il team di lavoro e la professionalità di altre persone come la sua in console o come la sua in console e anche tra l'oltretutto in grafica dà un apporto e dà una riuscita di un risultato. Quindi arrivati a questo punto abbiamo deciso di metterci in gioco e di cercare di fare della nostra passione comunque un qualcosa con uno scalino un pelo più alto, ecco. Molto spesso dietro un evento o una festa l'utente finale non si rende mai conto di qual è il lavoro che sta dietro e di come viene sviluppato. Il concetto per noi di squadra è proprio questo, è quello che vorremmo passare come testimone in futuro alle altre generazioni, quindi ai più giovani. Quindi la nostra mission non è solo quella di organizzare delle feste o creare un'agenzia di intrattenimento, ma anche quella di dare una mano ai ragazzi più giovani e poter cedere la nostra esperienza in maniera tale che il futuro possa essere, come si può dire, il livello si alzi, no? Ci lamentiamo spesso che in Italia il livello è basso, però nessuno, o comunque sono pochi quelli che cercano di insegnare ai giovani come poter crescere di livello. Quindi questa, la nostra mission è proprio quella di sviluppare il nostro lavoro grazie alle nostre esperienze e dare una mano a chi vuole approcciarsi a questo mondo, parlo a livello di territorio ovviamente, per cercare di diventare un professionista o comunque di acquisire delle esperienze che noi possiamo lasciargli. Seguite i nostri social per avere news di aggiornamento. Sarà un 2022 carico di eventi, ci saranno molto probabilmente anche degli ospiti a livello nazionale. Seguite i profili di MT, di Spillo e di Coma e soprattutto di Humble sia su Instagram che su Facebook, e così capirete tutti gli aggiornamenti che ci sono e dove potete venire insomma a divertirvi insieme a noi.